fa alzare anche, il vento fa aprire anche i cassonetti della spazzatura. Questa è la biblioteca dell'Università di Messina, ospitata dentro il Palazzo del Vescovo. Siamo in una via centralissima di Messina, a 100 metri dal Duomo. Questa è una traversa una piccola stradina in cui è collocata una lapide, in cui si ricorda il fondatore della città, nel 630 a.C., fondatore di Messina, via Periere. Il vento è così forte che fa aprire i cassonetti della spazzatura.